di cenare con i giocatori, di parlare loro, perché evidentemente in quelle 3 partite non ho visto la grinta a cui lei faceva riferimento. Vi chiedo, i vostri calciatori si erano un po' persi, cioè che cosa no, io ho capito una cosa molto semplice, che io devo spostare la filmata a Napoli. È chiaro il ragionamento? Io devo spostare la filmata a Napoli e io almeno 3 volte a settimana devo stare lì. Devo stare lì quelle 2 ore che mi fanno praticamente intervenire laddove vedo che c'è un minimo di non sentiment, di defiance che può partire da un reparto piuttosto che da un calciatore, piuttosto che da una situazione familiare, piuttosto che dal gruppo di allenamento, perché il gruppo di allenamento, non vi dimenticate il fatto che da Spalletti più 7 persone sono 8 persone, sono 8 famiglie, sono 8 problematiche, sono 8 situazioni che uno lascia in piedi, perché quello che voi vi dimenticate è che questi mica sono delle marionette, questi hanno delle famiglie che hanno lasciato, uno di qua, uno di su, uno di là. Lo stesso Spalletti ha 2 figli grandi, ormai autosufficienti e indipendenti. Poi c'è una bambina di 10 anni e una moglie che vivono a Milano. E quindi voglio dire, non è una situazione sempre facile, perché per voi esiste soltanto il calcio probabilmente, ma gli altri si portano dietro anche un universo che non è fatto solo di calcio, fatto di famiglie, di problemi, di far crescere i figli, di farli studiare, di farli educare, di avere delle amanti, di non averle, di avere dei divorzi, di non farli, ci sono problemi di cui voi non vi fate mai carico, gli altri sì.